Trasmissione di fine giugno e finalmente di inizio estate per Target, la 22esima di questa nostra stagione, che appunto per 22 settimane ha visto alternarsi nel salotto di Televideo Agrigento quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio nei vari campi del sociale, del volontariato, del lavoro, delle istituzioni. Insomma, il nostro target, il nostro obiettivo credo che sia stato raggiunto, ovvero quello di amplificare quelle che sono tutte queste piccole grandi realtà del nostro territorio, farle conoscere ad un pubblico vasto quale quello di TVA per fortuna è. Voi ci vedete nell'LCN 92 del digitale terrestre in quasi tutta la Sicilia e poi naturalmente in streaming in tutto il mondo sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove le trasmissioni di TVA vengono trasmesse in contemporanea con gli stessi orari del digitale terrestre. In più c'è il nostro canale YouTube, dove poi inseriamo il link perché uno può vedere e rivedere, insomma, in relazione a quello che è il proprio tempo, la trasmissione, approfondirla oppure rivederla. Anche per questa settimana, insomma, per questa trasmissione cercheremo di tenervi compagnia per un'ora circa, con la speranza che gli argomenti e i miei invitati possano destare la vostra curiosità e la vostra attenzione, ma di questo ne sono sicuro. E passo proprio a presentare allora gli invitati di Target di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra, praticamente quasi un ospite fissa di Target, almeno 2 volte all'anno viene sempre, Lina Urso Gucciardino, è la presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. E poi il colonnello Vittorio Stingo, ormai cittadino agrigentino, è il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Buonasera. Gaetano Allotta, lui è cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle personalità più illustri del nostro territorio, e come al solito il nostro ospite musicale quest'oggi è Salvatore Scibetta, ci farà ascoltare alcune canzoni del suo repertorio. Dicevo che finalmente il caldo ci tiene compagnia, non so se a qualcuno può piacere, a qualche altro meno. Io insomma un po' i piedi forse cercherò di andarmeli a bagnare approfittando del caldo. Ma lasciamo stare l'aspetto meteorologico e iniziamo subito con i nostri ospiti. Cavaliere Allotta, insomma, tra le tante cose adesso c'è anche un'altra bella onorificenza, questa benemerenza cittadina che le viene attribuita. Sono onorato appunto di avere dal Comune di Agrigento questa benemerenza civica che mi è stata assegnata perché io ho donato al Comune, particolarmente alla Biblioteca Comunale di Agrigento, intanto prima di tutto la mia collezione di cresti, che era di oltre un centinaio di pezzi. I cresti, come è noto, sono questi. Sì, sono i loghi ufficiali delle varie istituzioni, sì, delle varie armi, insomma. Sì. Di questi io sono particolarmente affezionato, logicamente, ai cresti dell'Arma dei Carabinieri, perché io sono della famiglia, ma sono anche affezionato ai cresti della Lega Navale, sono affezionato anche come giornalista, come collega giornalista, a 2 cresti. Uno è quello perché io sono stato imbarcato come giornalista sull'Americo Vespucci. E abbiamo fatto il percorso da Siracusa a Venezia a vela, attenzione. E ho il creste dell'Americo Vespucci che è compreso appunto nella raccolta che ho donato al Comune e particolarmente sono esposti alla Biblioteca Comunale. Un altro creste che io ricordo con piacere, io sono stato imbarcato sempre come giornalista su nave Spica. Nave Spica era addetta alla vigilanza pesca nel canale di Sicilia, quando le motovedette tunisine sequestravano i nostri pescherecci, anzi qualche volta ci è scappato pure il morto. Allora, Nave Spica era comandata dall'allora tenente di vascello Enrico Credendino, che oggi è ammiraglio di squadra ed è il capo di Stato Maggiore della Marina, con il quale siamo in contatto.
Lei ha un feeling particolare quindi con i Carabinieri e anche con la Marina. Sì. Continueremo a parlare di questa sua donazione. Mi diceva l'ammiraglio Credentino che lui nel suo ufficio di capo di Stato Maggiore della Marina ha il modellino di nave Spica. E le devo dire un particolare: quella volta che sono stato imbarcato ci fu un tentativo delle motovedette tunisine di sequestrare i nostri pescherecci e l'allora comandante Credentino fu costretto a sparare un colpo di cannone di avvertimento per allontanare, quindi tra l'altro noi siamo arrivati su nave Spica non così da bordo a bordo, ma siamo arrivati su nave Spica con un elicottero della Marina e abbiamo appuntato con l'elicottero su nave Spica in navigazione. Quindi tante cose da raccontare a Cavaliere Rotta, magari qualche volta faremo una puntata particolare con piacere. E racconteremo un po' le sue avventure nei vari campi. Parleremo naturalmente, poi approfondiremo questa sua donazione. Il colonnello Vittorio Stingoli proprio nell'ultima festa dell'Arma ha annunciato che lascia il comando perché andrà a un altro prestigioso incarico a posto della Torre Le Stelle ci sarà la Greca, che vuol dire che diventa generale, però insomma 3 anni vissuti intensamente ad Agrigento che le hanno dato tra le altre cose anche il titolo di cittadino agrigentino. Colonnello. Buonasera al pubblico di TVA. Io sono orgoglioso di questa recente attribuzione. Agrigentino lo sono sempre stato nel mio cuore, nel profondo del mio cuore. Ho spesso raccontato questa storia che quando ero piccolo mia mamma, ai tempi studentessa, studiosa di archeologia, venne qui a scavare nella valle negli anni 70 e mi raccontava di questa delle immagini che le avevano attraversato gli occhi, la mente, il cuore. Mi diceva sempre: un giorno andrai ad Agrigento e ti innamorerai di questo posto. È stata veggente. Ed è stata, esatto, una premonizione, perché poi è la realtà. Sono stato in 3 anni affiancato da donne e uomini grandissimi, non soltanto di cultura, ma di spessore morale, che faranno risorgere sicuramente questo territorio. Bene, parleremo con il colonnello Stingoli, insomma, naturalmente per grandi linee di quelle che sono state i suoi 3 anni di comando qui ad Agrigento, e poi la presidente, la signora Urso Gucciardino, il Centro Culturale Guttuso, non perché io ne faccio parte, dico, ma sicuramente, lo dicono le cronache, uno dei più attivi e più presenti nel territorio, tra le grandi preparazioni durante l'anno, il premio Mimosa e adesso insomma il premio Buttitta, questo premio letterario che vede arrivare elaborati in concorso da praticamente mezza Europa, se non tutto il mondo, insomma. E parliamo solo dei grandi. Quelle della scuola già ce ne sono 1000 da sole, quindi anche quest'anno una grande produzione, un grande evento. Una grandissima produzione e soprattutto anche di qualità, non soltanto quantità ma anche qualità. Infatti devo dire veramente che le commissioni hanno avuto difficoltà perché erano tutte veramente valide e quindi si deve fare naturalmente una scelta. E io faccio un plauso veramente alle commissioni e a tutti quelli che girano attorno al premio Buttitta, perché forse da fuori non si vede, ma dietro c'è un lavoro grandissimo. Premio Buttitta principalmente per l'arte, la cultura, la letteratura siciliana, ma c'è anche, diciamo, la sezione riservata ai libri e le poesie in lingua italiana. E dire che quando ero ragazzino io mi impacchettavano se parlavo in siciliano a scuola. Sì, anche io ero insegnante e all'inizio era così, ora invece sono quella che dico: dovete essere orgogliosi di essere siciliani e di parlare in siciliano. Cavaliere Lotta, bacchette pure lei? Sì, vorrei aggiungere una cosa. Sì. Io dicevo ho donato i creste, dei quadri, il medagliere al comune, però vorrei approfittare della presenza della professoressa Guicciardino per dire che io ho avuto anche il premio Guttuso. Sì, sì. Allora, siccome io avevo uno dei primi, anzi, è stato. Premi, riconoscimenti, targhe, onorificenze, eccetera, eccetera, tutti questi documenti, diciamo così, sono esposti al Museo Civico di Santo Spirito. C'è una stanza apposita in cui ci sono raccolti tutti questi riconoscimenti. Tra i quali il premio Buttitta. Tra cui
Ma io ho inviato molti libri suoi. Sono onorato della presenza. Conosciamo anche per grandi Grazie. linee Salvatore Scibetta, il nostro ospite musicale. Salvatore, grazie della tua presenza. Grazie, io vi ringrazio anche a voi che mi avete dato l'onore di questa sera di essere qui presente. Noi sempre ospitiamo un Ecco. cantante sia piccolo sia grande, sia professionista sia amatoriale come tu sei naturalmente, Sì, un sì, cantante ho amatoriale. iniziato da piccolino, già da piccolino che mi mettevo a cantare, ho avuto questa passione, ma una passione che la porto da piccolo e che addirittura, diciamo, in qualsiasi posto, c'è un bellissimo karaoke, diciamo che mi preparo le mie canzoni, che poi nel periodo estivo vado a cantare nei piccoli... Non è che i vicini ti bussano alla porta per dire che ti ascoltano. No, anzi, no, veramente i vicini a volte quando c'era, diciamo, c'è stato il Covid, che io non c'ero, quando sono ritornato mi hanno detto ci hai mancato tanto, perché io non... Anche perché si doveva cantare dal balcone. Sì, no, perché faccio le mie canzoni poi non sono fastidiose, faccio 20 Melodiche. minuti, sì, un 15 Hai minuti. avuto anche una partecipazione mi illustre a Canale 5. Sì, sono stato pure a Canale 5 da Gerry Scotti. E questo è stato Tu sì che vales. Tu sì che vales. E è stata una grande emozione, una cosa che io ho vissuto, e di conoscere Gerry Scotti presente Maria De Filippi, e mi hanno fatto è stata una grande gioia. Vederli in televisione sembrano magari un po', Sì, no, quelli no, in presenza sono umani. sì, ho conosciuto anche Rudy Zerbi, ho conosciuto... Poi avremo modo di ascoltare Salvatore Scibetta con le sue canzoni. Questi gli ospiti di Target, e adesso iniziamo un po' l'approfondimento, continuando con il Cavaliere Allotta. Dicevamo di questa sua iniziativa di donare creste, raccolte ed altre cose al comune di Agrigento e alla biblioteca lucchesiana. Approfondiamo questo argomento. Allora, il mio obiettivo è stato questo: io avevo queste collezioni a casa e me le godevo soltanto io. Invece ho deciso di donarle appunto al comune di Agrigento, perché così sono offerte alla fruizione pubblica. Mi pare un gesto significativo di omaggio alla città e nello stesso tempo di arricchimento anche culturale, perché i creste hanno una loro storia, i quadri hanno una loro storia, anche il medagliere ha una loro storia, perché sono medaglie tutte commemorative di eventi vari che sono svolti nel corso della mia carriera. Ce n'è qualcuno che le sta a cuore proprio particolarmente, o sono tutti figli uguali? Ascolti, sono tutti elementi che mi sono stati dati per il riconoscimento della carriera, e quindi io sono legato a tutti questi elementi. Come dicevo, sono legato particolarmente ai ricordi dei carabinieri per motivi facilmente comprensibili, perché io sono della famiglia, però tutti hanno una loro storia, tutti hanno una loro provenienza, tutti hanno un loro significato, e quindi, ripeto, è un sacrificio che ho fatto volentieri per offrire tutto questo materiale alla fruizione pubblica. A volte magari uno vuole essere un po' più geloso, no? Se li vuole stringere, tenere per sé, invece lei è proprio al contrario. Li lascio alla città. Per offrirlo alla fruizione pubblica. Ripeto, è un sacrificio che ho fatto, non è una cosa che ho fatto a cuor leggero, e non è stato soltanto per liberarmi di tutto questo materiale, ma è stato proprio un omaggio che ho voluto fare alla città. E quindi invitiamo naturalmente... E per questo motivo mi è stata concessa questa benevolenza civica che mi ha onorato. Io leggo qua: per avere contribuito all'arricchimento culturale della città di Agrigento, donando alla biblioteca Franco La Rocca centinaia di libri, album fotografici, creste, un medagliere e tantissimi quadri che hanno arredato i locali della biblioteca. Tra l'altro le devo dire che ho donato io tutti i documenti fotografici delle feste dell'Arma che sono susseguite in questi ultimi anni e che sono conservati, perché all'archivio storico del comune, oltre all'archivio storico, c'è un gabinetto fotografico intitolato a Zirretta, che era il vecchio direttore del museo civico, e ci sono tutti questi album che contengono la documentazione fotografica delle feste dell'Arma. E poi, come diceva, lei ha un legame particolare con i carabinieri, colonnello. Io sono figlio, la targa, insomma, sono orgoglioso, che è uno dei riconoscimenti più... Sono orgoglioso di essere figlio di un appuntato dei carabinieri, e infatti quest'anno, come lei sa, è stata la 43esima targa appuntato all'Otta. Dicevo, colonnello, per chi la riceve, insomma, è una cosa bella. Sì, è motivo di orgoglio, è uno dei premi più ambiti dal nostro personale, dai nostri militari, ma al di là del premio in se stesso,
e che lo conferisce il Cavaliere a Lotta, e lo conferisce con tanto orgoglio e con tanto amore nel ricordo di suo papà, di cui ovviamente ne va orgoglioso. Ma è un pezzo di storia questa targa, è un pezzo di storia perché riunisce chi, pur non essendo agrigentino nelle origini, perché il Cavaliere non nasce agrigentino. No, io sono palermitano. Si innamora di questa terra, ed è il concetto, è il fil rouge che unisce un po' tutti noi che arriviamo ad Agrigento e ce ne innamoriamo e rimaniamo forse più innamorati di coloro i quali hanno la fortuna di nascerci. E noi magari la guardiamo con più distrazione. L'abitudine, siete abituati, eppure ci si lamenta spesso, sì, è sicuramente una terra piena di contraddizioni. Quindi lei non ha ricalcato quel famoso detto del film Benvenuti al Sud, dice che uno piange quando arriva e poi piange quando se ne va. No, lei non ha pianto quando arriva. No, io ero contentissimo di arrivare, vi dico la verità, ci ho messo quasi 20 anni che chiedevo di venire in Sicilia ed ero stato destinato a Trapani, ma poi, non so, all'improvviso sono cambiate le destinazioni, io sono arrivato ad Agrigento ed ero felicissimo. Il destinatario ha pensato a sua mamma, dice no, lo devo mandare ad Agrigento. Certo, probabile. A proposito della targa bisogna precisare che io metto a disposizione la targa, ma chi sceglie la persona da insignire è sempre il comandante provinciale. Certo, li conosce meglio naturalmente, quindi sa del loro valore. Colonnello, generalmente quando uno se ne va, no, cerca di fare un po' un percorso all'indietro, rivedere il film della sua storia, tra vicende belle, vicende brutte, cose che magari non avrebbe mai voluto vedere o cose che vuole che accadano ogni giorno. Non parliamo di cose brutte, ma di cose belle che l'hanno fatto sorridere. Che cosa porterà a Roma? Vede, dottore, porterò a Roma con me sicuramente un elemento fondamentale, che è quello dell'affetto. Io sono arrivato in un tempo difficile, c'era ancora il Covid, un tempo di pandemia che comunque ci costringeva in casa o comunque ci faceva soffrire, ci teneva molto più ristretti. Oggi devo dire che, e lo dico probabilmente con occhi da esterno, da straniero, noto un risorgimento culturale, morale. Anche quest'ultima attestazione che la città ha ricevuto, cioè capitale della cultura, non è altro che una parte del percorso che vede Agrigento crescere e mi creda, sembra banale dirlo, ma si nota proprio nell'approccio che la gente ha verso la città. È un approccio positivo, un approccio che sta andando a cambiare delle strutture che probabilmente prima si erano un po' consolidate. Sono strutture rigide che appartengono al passato, mentre oggi Agrigento è una città europea, è una città che nonostante abbia difficoltà nelle comunicazioni viene però visitata da tutto il mondo, è raggiungibile attraverso altri aeroporti, Catania, Palermo, ma vede qui turisti che vengono dagli Stati Uniti, dal Giappone, dai paesi arabi. E devo dire che questa crescita non è solo Agrigento città, ma Agrigento nel senso più ampio di territorio agrigentino, Favara, Realmonte, Scala dei Turchi, Sciacca. Assolutamente sì, e questo lo vedo, io ho il riscontro, chiaramente abbiamo una stazione carabinieri in ogni città, in ogni paese, e questo lo noto proprio perché ricevono costantemente richieste di supporto, di indicazioni, di informazioni da cittadini di tutto il mondo. E poi ho notato una cosa, insomma, anche più importante, io faccio il giornalista da oltre 40 anni, sono di Favara, quindi lei conosce bene Favara, insomma, non è che sia molto facile vivere o farlo, però mi sono accorto che specialmente negli ultimi anni e soprattutto nei più giovani, prima il carabiniere, mi scusi se lo dico, era sbirro, sì. Adesso invece è meno sbirro e più Stato, è più servitore, sì, è più amico. Sì. È cambiato tantissimo nella mentalità dei ragazzi, è cambiato l'approccio. Forse perché voi andate nelle scuole a parlare con Ma loro. intanto uno degli slogan, sì, sicuramente è questo, uno degli slogan che utilizzo spesso è l'arma della gente. Noi da soli siamo semplici individui, non possiamo fare nulla, un sindaco non può cambiare una città, un carabiniere non può sconfiggere il crimine da solo, ma quando siamo tutti insieme, uniti, istituzioni e cittadini, abbiamo una forza maggiore, un potenziale maggiore che può ambire a risultati e obiettivi sicuramente più ambiziosi. E poi dicevo, la vostra presenza nelle scuole, a parlare con loro, col loro linguaggio, anche vi rende più umani.
Ecco. Io ho visitato tantissime scuole, ma con i ragazzi delle superiori ho chiaramente avuto un rapporto più schietto. Ho ricevuto tantissime domande, anche domande difficili. Chi è più forte, lo Stato o la mafia? Ma i ragazzi conoscono le risposte e la subcultura che una volta dominava il sud dell'Italia, perché non è soltanto Agrigento, io sono di origine napoletana, è una subcultura che sta andando a finire. I ragazzi hanno voglia di camminare a testa alta per strada, con le spalle dritte, con la schiena dritta. E vogliono scrollarsi di dosso, specialmente qui nel nostro sud, questo stereotipo insomma, che adesso Sì, ci va un po' stretto. certo, ma la Sicilia non è mafia, la mafia abbiamo dimostrato che l'ultimo dei capi cosiddetti, almeno così si proclamava lui, è stato arrestato il 17 gennaio e finirà in carcere. Sentivo oggi che è già in ospedale perché una terribile malattia lo sta distruggendo. La Sicilia è cultura, la Sicilia è letteratura, la Sicilia è cibo, la Sicilia è vino, la Sicilia è bella gente, la Sicilia è mare, e tutto ciò che di bello abbiamo deve essere sopravvalutato, ma lo dico apposta, appositamente, perché noi tendiamo a sottovalutare. Le cose che abbiamo sono uniche, questa terra ha una bellezza Come diceva prima, l'assuefazione delle nostre cose. Sì, è l'abitudine, è l'abitudine. Che diceva Cavalieri? Una piccola notazione a quello che diceva il colonnello Stingo. Io tempo fa, qualche anno fa, ho pubblicato un volume sulla targa a Lozza e il volume ha avuto l'onore di avere una prefazione del colonnello Stingo. Questa prefazione è impregnata di classicismo, a parte il fatto che il colonnello ricorda sua mamma, è impregnata di classicismo anche con delle frasi in greco, delle frasi in latino, e questo è un aggancio al fatto che il colonnello ha vissuto questa sua presenza ad Agrigento. Ha respirato aria. Respirando classicismo. Classicismo. Ecco. Beh, e a proposito di volumi, dicevamo oltre 500 gli elaborati arrivati tra poesie, libri e tutto quello che anche insomma, i conti. I conti non dobbiamo dimenticarli, perché parliamo proprio di sicilianità, del premio Buttitta, grande lavoro delle commissioni, che naturalmente ha dovuto fare delle scelte, una cernita. logico. Ma concorso e concorso. Come ho detto, non è stato facile, ma si devono fare delle scelte, e penso che quest'anno sono stati premiati dei libri molto, ma molto belli, interessanti, e che noi praticamente con il premio Buttitta vogliamo non soltanto quel giorno parlare di quei libri, ma portare quei libri nelle scuole, presentarli nelle scuole, e perché sono libri che parlano appunto della nostra Sicilia, della bellezza della nostra Sicilia, degli ideali e dei valori della nostra Sicilia. Quindi il premio Buttitta non è un premio che si esaurisce quel giorno con la premiazione, ma c'è dietro un lavoro di un anno, perché noi facciamo una serie di iniziative per parlare nelle scuole. Ci sarà poi praticamente la premiazione effettivamente il giorno 8, ma noi continueremo a presentare i libri che premiamo nelle scuole. E a proposito di scuole, c'è già stato, diciamo, un premio Buttitta primo capitolo, ovvero quello riservato ai ragazzi delle scuole, tutte le scuole di Favara e non di Favara, diverse appunto, di Agrigento, non solo di Favara. insomma, non solo Favara come città, hanno partecipato con questi elaborati che, come vi dicevo, mettono in mostra proprio la bellezza della lingua siciliana. Poesie favolose, io le ho lette diverse, insomma, sono veramente belle. Ma il premio Buttitta è nato proprio per questo, non, sempre dico, per premiare, ma per parlare. E infatti noi abbiamo fatto questo premio e sinceramente all'inizio quasi 24 anni, non credevamo che potesse arrivare a tanto. Era per parlare, valorizzare la lingua siciliana, dare modo a chi sentiva il bisogno di esternare i propri sentimenti, i propri ricordi, le proprie frustrazioni in lingua siciliana. E soprattutto ci chiedono spesso: ma perché dedicata a Buttitta? Buttitta incarna gli ideali che il Centro Guttuso porta avanti e crede, la lotta appunto alla mafia, alla violenza e a tutto quello che è contro la libertà. Buttitta diceva:
la libertà al di sopra di tutto, e noi vogliamo dire ai nostri ragazzi: questo è il premio Buttitta, per questo giriamo per le scuole e la cultura è un elemento principale della libertà. E dire soprattutto ai nostri ragazzi: non abbassate mai la testa, non dovete mai avere paura di dire la vostra e far valere le vostre ragioni, perché la cultura e la lingua è quella che veramente vi farà fare strada e vi farà essere uomini veramente veri. Non abbassate la testa, lottate, non preoccupatevi mai di fronte alle difficoltà che avete. Io non lo so se noi in tutti questi anni siamo riusciti effettivamente in qualcosa, però il fatto che il premio Buttitta è arrivato a tanto ed è un tassello importante nel panorama culturale, diciamo siciliano, vuol dire che qualche cosa l'abbiamo lasciato. 24 anni di Buttitta, 32 anni di Mimosa. Insomma, vede perché sono così io, colonnello, proprio per questo, perché mi sfrutta. Bene, una piccola pausa nel nostro colloquiare con il nostro ospite musicale. Dicevamo Salvatore Scibetta, questa sua passione per la musica sin da piccolo. Qual è il genere che predilige, Salvatore? In genere le mie canzoni, diciamo Massimo Ranieri, Albano, classico della lingua italiana, della musica italiana. Queste canzoni che mi vengono, anche perché preferisco queste, perché diciamo è il mio diciamo indole, diciamo, di queste sono due, sì, sono sì, due. E poi nel periodo diciamo ora che iniziano molti spettacoli, già molti amici miei sono più richiesti. Sì, già mi hanno telefonato. E adesso che ti vedono di nuovo a Target, sì, allora sì, aumentano la richiesta. Sì. Qual è la prima canzone che ci fai sentire? Erba di casa mia di Massimo Ranieri. Allora, conquista qui il centro del nostro studio, ospite a Target, Salvatore Scibetta. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quante emozioni, un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare, e mentre io ti insegnavo a far l'amore come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò, mi illuderò che sia l'erba di casa mia. Che dicevi piano, amore mio ti amo, ma la vita è questa, sembrava un strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia bambino, ma un'altra primavera chissà quando verrà, per questo dalla vita
farò, illuderò che sia l'erba di casa mia. Bravo, grazie Salvatore, prego, ritorna al tuo posto, proseguiamo la nostra chiacchierata con il Cavaliere Allotta, dicevamo di questa donazione, di questa nuovo riconoscimento, ma insomma sono tante le cose che nella sua storia il Cavaliere Allotta ha fatto, lo raccontava, lo accennava prima, anche c'è quella di scrittore, Cavaliere. Quella? Di scrittore? Sì. Sì. Io ho pubblicato un centinaio di libri che sono di argomento vario, perché quando ero in servizio scrivevo di roba tributaria, che tra l'altro avevano un fondamento, un carattere scientifico, magari venivano inseriti nel fascicolo personale e facevano titoli. Poi per un periodo, quando sono andato in pensione, ho smesso completamente la roba tributaria, mi sono occupato di ambiente, lei lo sa, di ecologia, mi sono occupato di diritto internazionale, di diritto marittimo, e tra l'altro abbiamo organizzato dei convegni di studio in cui siamo riusciti a fare venire studiosi di tutto il mondo. Una volta in un convegno abbiamo avuto 14 paesi rappresentati, siamo riusciti a fare venire studiosi dell'allora Russia, URSS, americani, siamo riusciti a fare venire israeliani e arabi. Ripeto, una volta abbiamo avuto 14 paesi rappresentati, e tra l'altro la cosa importante è che di questi convegni che noi abbiamo fatto regolarmente venivano pubblicati gli atti che ora sono alla fruizione pubblica e che sono nelle maggiori librerie del mondo, l'Università di Harvard, di Oxford, eccetera. Ma noi siamo abituati a conoscere, insomma, il Cavaliere, quello ufficiale, no? Quello che è davanti alla telecamera oppure nelle varie manifestazioni che si svolgono, ma Gaetano Allotta a casa, com'è? Sono un nonno e un quasi bisnonno, perché tra pochi giorni avrò il piacere di diventare bisnonno e lo lascio immaginare la gioia di chi arriva a questi traguardi, perché ho 2 figli meravigliosi, una è stata funzionaria del Banco di Sicilia, l'altro Benedetto è professore all'Università di Firenze, ho 4 nipoti bellissimi, ho 2 nipoti siculi e 2 nipoti toscani. I 2 nipoti siculi, una è laureata in biologia e l'altro ha fatto il liceo europeo a Bruxelles e ora sta facendo l'università in Belgio, mentre i 2 siculi, una è psicologa e l'altro è medico. Sono sì, ma a casa è normale, in ciabatte, in disabiglieo, no? Faccio il nonno, però vede, a casa sono in disabiglieo, ma la mattina alle 7:30 lei mi vede vestito così come quando andavo in ufficio. Ah, ok, sempre pronto allora. Se mi consente vorrei fare una piccola aggiunta. Prego. Che sono grato sia alla giunta comunale sia al consiglio comunale di questo riconoscimento, certo, che mi è stato attribuito e che mi ha inserito ulteriormente nella realtà agrigentina, perché io sono mancato da Agrigento diversi anni, perché quando sono stato promosso intendente per concorso sono stato intendente di Enna, ero il più giovane intendente d'Italia, avevo 43 anni, poi sono stato a Siracusa, poi sono stato 8 anni ad Agrigento e poi sono stato, ho chiuso la carriera, 5 anni e mezzo a Palermo. Quindi lei deve immaginare che in questi trasferimenti ci sono stati i trasferimenti dei miei figli, i trasferimenti di mia moglie, che è un insegnante, e quindi insomma problemi che abbiamo dovuto affrontare, però sa, il lavoro è sacro, il lavoro è sacro. Ma colonnello, mi scusi, ma lei lo immagina il Cavaliere Allotta con pantaloncini, ciabatte e magliettina? No, non esageriamo, io ci sono stato a casa sua e conosco la sua informalità. La sua informalità resta formale. Ah, resta formale. Lui al mattino non è mai a capo scoperto, ha sempre il suo copricapo. Ha sempre portato il cappello. Il cappello, fuma il suo sigaro.
Si può dire questo, Sì, non è sì. proprio un bell'esempio Sì, fumare, vabbè. però compra i quotidiani tutti i giorni, li legge e poi alle 10 è già a casa. Alle leggi sono a casa perché per motivi di carattere familiare. Ecco, il suo disabillé è togliere il papillon. Ma vede, L'Agrigento del 2025 capitale della cultura e l'Agrigento magari, non lo so, del 75, quindi andiamo a 50 anni fa, di progressi ne ha fatti, se l'è veramente meritata. intanto le questo devo dire titolo? che io ho contribuito alla documentazione che il sindaco di Agrigento ha portato a Roma quando ha presentato il dossier sulle capacità e sulle forze, diciamo così, dal punto di vista culturale che ha Agrigento, perché io tempo fa avevo pubblicato un volume Marco Tullio Cicerone ad Agrigento, perché per un periodo al tempo dei Romani Agrigentum allora era stata vessata dal pretore Verre, che aveva rubato un sacco di opere d'arte, eccetera. A un certo punto, quando il periodo di Verre è finito, gli agrigentini, intanto fino a quando Verre fu ad Agrigento, gli agrigentini ebbero uno scatto di orgoglio, perché li fecero impedire di portare via la statua che era al Tempio di Ercole, va bene? Ma poi gli agrigentini si rivolsero a Cicerone, che era un grande avvocato, e ci fu una causa davanti al Senato di Roma e Verre fu condannato a pagare allora 700.000 sesterzi e fu condannato anche all'esilio. Ora, questo libro è stato inserito nella documentazione che è stata portata a Roma per la candidatura di Agrigento capitale della cultura, e non le nascondo che la cosa mi ha fatto piacere. Il sindaco l'ha voluto inserire appunto nel dossier che ha portato a Roma. E sicuramente ha dato il suo contributo per far decidere la commissione. Colonnello Stingo, dicevamo le cose belle che lei ricorda di Agrigento, però insomma per il mestiere che fa, per il fatto che è il colonnello dei Carabinieri, purtroppo di fatti delittuosi o comunque di cose che non dovrebbero accadere in provincia, insomma, ne sono accadute. Qualcosa che ricorda e che voleva che magari non fosse mai successo. Ecco, allora anzitutto la ringrazio per questa domanda, dottore, perché io in questo momento vorrei soffermarmi veramente col pensiero e col cuore a ricordare la tragedia di Ravanusa. Questa è una delle cose che mi ha colpito di più, in assoluto. Mi ha veramente ferito il cuore. È sicuramente un atto fortuito, un qualcosa accidentale, però ha lasciato il segno nella mia memoria. Poi per tutto il resto devo dire che noi dobbiamo considerare una società che comunque è in evoluzione. Allora, se dovessi dire cosa mi preoccupa di più, mi preoccupano tanto i comportamenti smisurati, poco attenti dei nostri ragazzi, da un lato, che abusano di alcol principalmente, anche di sostanze stupefacenti, ma la cosa peggiore è l'alcol, perché non essendo vietato, essendo forse di libera vendita, ti dà un'idea diversa, effimera, come se non stessi facendo nulla di male, poi ti metti alla guida e purtroppo ciò che succede ogni fine anche settimana. La pubblicità dicono bere con moderazione. È terribile, i ragazzi che perdono la vita sulle nostre strade sono tantissimi e non la perdono soltanto loro la vita, perché poi commettono degli incidenti stradali dei frontali assurdi. Questo sì, questo è un qualcosa che mi preoccupa tanto e mi preoccupa anche come i genitori siano sempre meno attenti ai propri figli, dedichino sempre meno tempo, genitori che trascorrono giornate intere al lavoro, tornano a casa e prendono il cellulare e stanno sui social, e questo è un qualcosa, non si parla più in famiglia, non si chiacchiera e i problemi difficilmente vengono condivisi soltanto tra ragazzi, ed ecco dove interveniamo noi nelle scuole, perché è più semplice parlare a volte con i ragazzi e con i genitori che spesso non li conoscono, non conoscono i propri figli. Che diceva Cavaliere? A proposito di quello che diceva poco fa il signor colonnello di Ravanusa, mi piace ricordare che il comandante della stazione Carabinieri di Ravanusa, il luogotenente Turturici, l'anno scorso ha ricevuto la targa a lotta, perché le persone che vengono intignite di questa targa sono veramente scelte con veramente... Sì, ha ricevuto la targa a lotta perché si è lanciato tra le fiamme ed è riuscito a salvare 2 persone, 2 vite. E quindi un gesto veramente eroico e importante. Un'ultima cosa volevo dire, che il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento è già in possesso della targa del 2024. Ecco, allora chiediamo perché, però chiediamogli perché lo fa. Si porta avanti. A futura memoria, futura memoria. Bisogna lasciarsi a futura memoria.
Ma dicevo poco fa al Cavaliere Allotta com'è tra le quattro mura domestiche, ma Vittorio Stingo invece senza divisa com'è? È un giovane, io vivo questa città intensamente e sicuramente tolgo l'uniforme, se posso cerco di stare fresco perché il caldo è tantissimo, sono spessissimo in giro con il mio cane e mi fermo, chiacchiero con tutti, passeggiate assieme, sì, poi sono un chiacchierone io, quindi mi piace stare con le persone e condividere pensieri e emozioni. Ma volevo aggiungere una cosa a proposito della divisa, io sono un ufficiale in congedo. Sì. E gli ufficiali in congedo hanno la possibilità durante le feste nazionali di indossare l'uniforme. Io fino al 1989, il 2 giugno, il 4 novembre e il 25 aprile ho indossato l'uniforme di sottotenente per un omaggio alle istituzioni. Va bene? E in questo caso io ho avuto una lettera del Presidente della Repubblica che si compiaceva appunto per questa mia affezione alle istituzioni, perché nel 1989, parliamoci chiaro, avevo già la mia veneranda età, però io ero orgoglioso di indossare l'uniforme. Anch'io lo volevo fare perché ho fatto anch'io l'ufficiale dell'esercito, però poi la misura non corrispondeva più. Ma io ho comprato una nuova uniforme perché quella che avevo indossato nel 1957, chiaramente ho fatto il servizio militare dal 56 al 58, quindi allora il servizio militare obbligatorio. Non è più quello. Dicevamo che il comando provinciale di Agrigento, tutta la provincia e 43 comuni siano oltre 1000 carabinieri, o su per giù, intorno a 1000 carabinieri. Come vedono questi carabinieri il colonnello Stingo? Ecco, allora ultimamente... Avete anche un colloquio, diciamo, personale, oltre che il rapporto tra comandante e gli altri? Io giro tantissimo e cerco di visitarli il più possibile, di fargli sentire la mia presenza, di portare la mia vicinanza, il mio consiglio. Lo faccio con loro e lo faccio con i miei sindaci, dico miei perché sono vicinissimo anche alle amministrazioni comunali. Fare il carabiniere non è semplice, perché sei solo, perché sei lontano, perché spesso vivi in una comunità in cui e svolgi un mestiere in cui in pochi attimi, in pochi secondi devi prendere una decisione. Di solito va tutto bene, sì, è vero, ma perché il fulcro della nostra attività è la prevenzione. Devo dire che ho tanti carabinieri in gamba. Tanti carabinieri è neutro, sono certo, donne e uomini, a prescindere dal grado perché sono delle ragazze fantastiche, dei ragazzi più o meno giovani in gamba e che hanno saputo ben interpretare il loro ruolo. Noi diamo un indirizzo, come si dice, il comandante dirige, coordina e spesso controlla, noi diamo un indirizzo generale, però quello che è stato il mio indirizzo è sempre stato di dare voce a chi non ha voce. Noi dobbiamo essere molto vicini a coloro i quali non hanno il coraggio di parlare, non sto dicendo denunciare, perché capisco che denunciare è una parola differente, ma comunicare, parlare, condividere con noi delle situazioni che possono essere facilmente risolte, con un consiglio, anche con un piccolo intervento. E una cosa drammatica che mi duole sottolineare è il numero di codici rossi, il numero di reati che avvengono in famiglia per violenza domestica, che nel momento in cui abbiamo dato fiducia, nel momento in cui ci hanno dato fiducia, sono aumentati esponenzialmente. Purtroppo abbiamo un centinaio di casi all'anno e sono tantissimi per questa provincia. Per questo dicevo prima che il carabiniere non è solo carabiniere, ma è anche forse la persona, il primo interlocutore con il quale a volte puoi anche andare lì per sfogarti, per parlare, anche dal punto di vista personale e umano. Assolutamente, il comunicare, noi siamo qui per parlare, abbiamo il nostro cappellano Don Salvatore Falzone che è agrigentino e che è un carissimo amico. Sempre presente. Lui sempre presente, ecco, lui dice che le caserme sono delle chiese domestiche, perché sono dei posti in cui tu ti vai a parlare, a confessare, ma confessare non nel senso poi sbirresco del termine, ecco, proprio vai a chiedere il consiglio
ma anche tantissimi ragazzi sono venuti per capire come ci si fa a arruolare, e quest'anno Agrigento ha avuto un boom negli arruolamenti, un po' lo sponsorizzati, come dire, li ha aiutati. Però, insomma, il fatto di avvicinarsi all'arma certo, è un fatto positivo. ti fa capire che è un lavoro umano di comunità. Volete intervenire? Io vorrei aggiungere che Perché non lo vede magari quando non c'è il campo largo, non che c'è il campo stretto, ogni tanto il cavaliere fa come a scuola, dice, permette. Vorrei aggiungere che quello dei carabinieri non è un mestiere, che quel carabiniere si sente carabiniere nell'intimo, e tra l'altro i carabinieri, come ci ha detto il signor Colonnello, oltre a fare opere di repressione, fanno principalmente opere di prevenzione. Questa è la cosa più importante. Ritorniamo al premio Buttitta, abbiamo parlato di questa grande produzione di libri, di conti, di poesie, di raccolte, ma il premio Buttitta è fatto anche di premi speciali, proprio per dare il riconoscimento a chi siciliano lo è, o anche se non lo è, vive in Sicilia e dà il proprio contributo per la crescita del nostro territorio nei vari campi di azione. Lina? Sì, anche per quanto riguarda i premi speciali c'è da dire che non è un premio, permettimi, alla persona, per quello che è, a prescindere questo, ma per quello che rappresentano nella società e quello che i giovani possono prendere da quell'esempio. Quindi noi effettivamente, tantissime persone meritano il premio, tantissime, come quella dei libri, tantissime persone, però anche là bisogna scegliere, e dobbiamo scegliere persone che devono essere esempio di correttezza, di forza, di impegno e di amore per quello che fanno. Non per forza devono essere dei geni, dei superstar, oppure assolutamente insomma, no, delle personalità internazionali. Abbiamo premiato anche ragazzi o persone che nel loro piccolo però sono grandi. Ma sono grandi appunto per quello che fanno e per quello che riescono a dare agli altri. E noi quest'anno abbiamo delle persone veramente bellissime, bellissime, bellissime per quello che sono e per quello che loro, l'esempio che daranno. Hai già inviato a loro la comunicazione? Sì. Lo possiamo dire? Sì, sì, lo possiamo magari dire. I miei colleghi giornalisti domani riceveranno il comunicato stampa ufficiale. Ecco. Ma un po' di anteprima qui a Target la doveva avere. Li puoi dare anche tu. No, lo devi dare tu. Io poi farò il comunicato stampa ufficiale. Il procuratore di Palermo, Marzia Sabella, ed è inutile dire quello che è un procuratore veramente grande per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello anche che ha scritto, perché praticamente da noi il premio Buttitta infatti si differenzia dalla Mimosa d'Oro, perché anche dal punto di vista letterario e dal punto di vista, diciamo, di sicilianità. E quindi per noi è un onore grandissimo averla veramente con noi. Abbiamo Michele Guardì, grande. Michele Guardì è una persona che conosce praticamente non solo tutta l'Italia, una testa calda, praticamente è partito giustamente dalla nostra Sicilia, dalla nostra Agrigento, ed è diventato quello che tutti conosciamo. Dire che Michele Guardì non accetta i premi, quasi sempre li rifiuta, li rifiuta tutti, per questo ne ha pochi, perché non li vuole. Il nostro lo ha accettato. Lo ha accettato, perché sa come premiamo e che cosa, quando vale il premio Buttitta, per quello che vogliamo dare ai giovani, perché veramente ci crediamo e il nostro impegno è stato sempre ed esclusivamente rivolto ai ragazzi, e Guardì ha capito anche questo e ha accettato, come del resto anche il procuratore. Abbiamo Dario Cartabellotta, che è un dirigente da tantissimi anni. Generalmente tutte queste persone che hanno queste alte cariche lo fanno per lavoro, lo fanno per guadagno, però ci sono le persone oneste, le persone... Ora, Dario Cartabellotta è una persona che da tanti anni ha il potere, diciamo, di gestire anche, e lo fa con correttezza, e noi vogliamo dire che quando noi giudichiamo le persone che sono nelle alte cariche, diciamo, tanto mangiano tutti, sì, dobbiamo dire che ci sono quelli che non mangiano, che lavorano per il bene degli altri. Abbiamo
Moceo, che praticamente è un medico, e ha fatto una cosa bellissima, un vocabolario della lingua italiano, siciliano, un vocabolario bellissimo, e poi è uno studioso. La Rosa è un compositore, uno scrittore, un didatta, praticamente è una persona che è molto vicina ai giovani e che parla di musica, di arte. Abbiamo uno di Favara, un ragazzo, un cavallerizzo, praticamente un ragazzo che parte di Favara, diciamo che è un paese come un altro, che è arrivato a livelli europei nella sua arte. È un cavallerizzo che fa parte di un'associazione, insomma, che si chiama Cavalluna, e per fare magari un paragone, come se fosse, colonnello, le Cirque du Soleil, però solo per l'equitazione, una cosa meravigliosa, con le rappresentazioni in tutto il mondo. Un ragazzo di Favara che magari nessuno sapeva, e invece è considerato uno dei maestri di equitazione più bravi che ci sono in Europa. E sarà con noi. C'è anche abbiamo Silvio Benedetto, è un grandissimo pittore a livello nazionale e anche internazionale, anche scultore, praticamente anche sono delle persone. Abbiamo poi un gruppo folk, il Diapason, che lavorano bene e lavorano anche per portare quest'arte, il folk, nelle scuole, nei paesi, anche diciamo per far valere e far vedere quello che fanno, anche gratuitamente, non necessariamente a scopo di lucro, ma se chi lo chiede anche nelle scuole, loro sono sempre a disposizione. Ecco, sono delle persone tutte che dicono ai giovani: se credete in qualcosa, fatela. Ne manca uno. Battete. Ne manca uno. E chi? Non lo so chi. Mannaggia. Chiedi scusa al colonnello. No, l'abbiamo fatta apposta. Non c'è una persona premiata, ma c'è la tenenza di Favara. Nel suo complesso, per quello che rappresenta. Io volevo vedere quello che diceva lei. Perché diciamo è il nostro fiore all'occhiello, veramente, la tenenza di Favara da sempre e ora in maniera particolare molto vicina. Presidio di legalità, perché magari nelle altre città o negli altri, diciamo, perché Favara è grosso come paese, no? A Palma c'è anche il commissariato, a Lecata c'è il commissariato, a Canicattì, a Favara c'è solo la tenenza. La tenenza oltre che la polizia municipale. È inutile che lo diciamo, Favara non è un paese facile, per niente, ma loro sanno operare bene e molto vicini, e praticamente mi accorgo, come diceva il colonnello poco fa, la gente non ha paura di andare in caserma, ci va, parla con loro, e i marescialli, tutti praticamente quelli che sono là dentro, la massima disponibilità. Cavaliere, non abbiamo chiesto il parere preventivo al colonnello prima, no? Glielo stiamo dicendo adesso che... No, perché veramente io sono una che, diciamo, vivo a Favara, amo Favara e sono in mezzo alla gente di Favara e sento parlare della nostra tenenza, per cui ci siamo sentiti in dovere ed avere il piacere di dire grazie che ci siete. Voglio intromettermi io non come conduttore di Target, ma come componente della commissione speciale del Centro Guttuso, proprio per quanto riguarda i premi speciali. In realtà noi volevamo fare anche il premio Carabinieri al comando provinciale dei Carabinieri, però poi ci siamo detti che era troppo, non dico banale, ma era dispersivo. Invece, siccome noi il centro è di Favara, e Favara, grande paese, 35.000 abitanti, l'unico presidio di legalità è la tenenza dei Carabinieri, allora abbiamo detto, dicendo tenenza dei Carabinieri, diciamo Carabinieri, ecco, in generale. Sempre presente. Posso dirvi grazie, io vi ringrazio perché la cosa più difficile da fare nella vita in generale è saper dire grazie. E noi non siamo abituati a premi, non siamo abituati a riconoscimenti, a volte mancherebbe o basterebbe un sorriso, e io vi devo dire grazie perché ci state regalando un sorriso.
E credo che questo possa essere anche di contributo per quello che la caserma ha fatto e continua a fare. Noi è stato un modo per dire invece grazie alla nostra tenenza. È una grande motivazione, una bella spinta motivazionale che ci state dando a fare ancora meglio. Bene, siamo quasi un'ora è passata, ve l'avevo detto che stiamo parlando di belle argomentazioni con persone veramente che sicuramente destano il vostro interesse. E prima di chiudere e di dire ai miei ospiti prepararvi un saluto e una chiusura particolare, Cavaliere, non è che possiamo dire grazie dell'invito, arrivederci, no, lo dovete fare, non lo so, con un pensiero, con una citazione, con un qualcosa che mi faccia fare pure figura a me, diciamolo bene, se no. Quindi mentre voi ci pensate io ridò la parola, anzi la voce a Salvatore Scibetta per la sua seconda esibizione, dicendo anche, Salvatore, che cosa hai in programma in quest'estate? In programma c'è di Rose di Spine di Albano, che questa canzone la canterò fra non molto, diciamo che ci saranno delle serate e quindi mi sono preparato poi questa canzone che diciamo, però questa sera canterò Avevo un cuore che ti amava tanto di Mino Retano. Di Mino Retano, bene. Prima l'ora dei saluti finale, ancora il centro della scena a Salvatore Scibetta. Prego Salvatore. Uno degli insigniti della Targa Rossa è stato un dottor il tuo posto e ci avviamo, come dicevo, ai saluti alla fine della nostra trasmissione, ringraziando sicuramente dell'attenzione che ci avete prestato.
Grazie della presenza e della partecipazione a Salvatore Scibetta. Grazie. E tanta bella fortuna per le tue canzoni. Un tuo saluto, Salvatore. E io ringrazio TVA che mi ha dato, che è una cosa grandiosa, che diciamo io ci tengo tanto, ma non da ora, ma tanto da tanto tempo, e che fa delle cose che veramente uno resta completamente meravigliato. Grazie a te e chi come te contribuisce alla nostra grazie anche a voi. Grazie a Gaetano Allotta, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e benemerito della città di Agrigento. Io vorrei soltanto augurare che gli agrigentini comprendano nel pieno della sua importanza il fatto che Agrigento sia stata scelta come capitale della cultura e che da qui al 2025 la città venga migliorata lo spirito cittadino e che veramente possiamo essere presenti nel 2025 a furor di popolo e con dignità. Grazie. Grazie a Vittorio Stingo, colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Grazie dottore, un messaggio ai nostri ascoltatori: scegliete sempre da che parte stare e scegliete la parte dei giusti. Grazie a Lino Urso Gucciardino, al Centro Guttuso e al Premio Buttitta. Io voglio dire a tutti, siate orgogliosi della vostra lingua, della vostra identità. Un uomo retto è importante, un uomo retto siciliano è un valore aggiunto. Grazie della vostra presenza e partecipazione al Target e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.